Buongiorno a tutti, eccoci con GP On Air, attualità con tanti temi, soprattutto quest'oggi dobbiamo dire che ci fermiamo nell'arte in genere, un po' su tutto quello che fa parte del mondo artistico della Sardegna, e parleremo immediatamente con Alessandro Toscano. Alessandro Toscano è un fotografo di punta della nostra isola e ci dirà di quel che ha maturato in questo cambio di Sardegna che c'è stato dopo l'interruzione, dopo la chiusura, dopo essere stati tutti a casa, e che tipo di riflessioni sono nate in lui, che è abituato a guardare il mondo focalizzando l'attenzione attraverso l'obiettivo e cercando di fissare con quell'immagine quella che è la lettura del mondo. Un viaggio molto molto interessante quello che faremo con Alessandro Toscano. Continueremo facendo una capatina nella nostra redazione di GP Report, dove andremo a sentire quello che è stata l'esperienza di Andrea Sanna nel corso del concerto di Salmo che insieme a Gali hanno suonato ad Arbatax in un contesto particolarissimo, perché hanno suonato nel mare, tutti sopra le barche, per poter seguire il concerto e per stare alle dovute distanze, anche evitare insomma quel che capita nei concerti. E chiaramente Salmo è stato ancora una volta molto molto intuitivo, un artista tutto tondo che riesce a dare un contributo importante al mondo musicale in genere, ma non solo. E concluderemo con qualcosa di più tradizionale legato alla Brigata Sassari, perché parleremo con Andrea Azzeni. Andrea Azzeni è il capo musica della banda della Brigata Sassari, quella che suona Dimonios, e andremo a scoprire alcuni segreti legati proprio a Dimonios, a quello che c'è dietro, alla storia dei sardi, a come comunque è diventato questo canto un canto che ci rappresenta un po' dappertutto e che si distingue nel panorama, perché è un canto in sardo che fa parte dell'istituto italiano, l'unico cantato con la lingua sarda, quindi del nostro popolo, è l'unico che chiaramente si distingue da questo punto di vista, anche con una frase di chiusura che è in sardo, Forza Varis, a differenza di tutti gli altri che sono o in italiano o in latino. Tutto questo tra pochissimo su GP On Air, che chiaramente è diventato GP On Air attualità. Siamo ormai vicinissimi, anzi forse oggi è la 50ª puntata. Oggi a GP On Air tenteremo di vedere il mondo da dietro un obiettivo, perché quando il mondo tu lo guardi focalizzando le cose è un mondo totalmente diverso, e per raccontarcelo abbiamo Alessandro Toscano, uno che a livello di fuoco e a livello di obiettivo è uno che sa leggere il mondo in modo del tutto originale e artistico. Buongiorno Alessandro, ben trovato. Ciao, buongiorno a voi. Com'è il mondo? Com'è cambiato, Alessandro, dalla tua macchina fotografica il mondo in questi ultimi mesi? Noi abbiamo iniziato in pieno coronavirus, quando tutto era chiuso, siamo andati avanti, stiamo guardando il rifiorire, il germogliare della società, ma con molte preoccupazioni, anche con la paura che questo germoglio si possa bruciare all'improvviso. E tu invece cosa hai colto in questi mesi di nuovo rispetto al passato? Ma allora, per me questi mesi sono stati un po' un'occasione per ritornare sul passato in realtà, perché diciamo rimanendo forzatamente chiusi in casa o nel proprio studio a lavorare, ho avuto la possibilità di riprendere quello che ho fatto negli anni, quindi riguardare il mio archivio, risbirciarlo. No, quindi è un po' un momento di riflessione è stato, e da lì in realtà sono nati poi progetti nuovi che sto cercando di portare avanti. Cosa hai scoperto in particolare da questa introspezione? Ma di questa introspezione un po' i passi che molto spesso quando si corre troppo si perdono, e fare un po', ricucire un po' un filo di quel che si è fatto sino ad adesso è
è stato molto utile per andare avanti in realtà. Poi diciamo lo scopo è sempre quello, non di tornare indietro ma di andare avanti, quindi è stato un po' questo la cosa importante di questo periodo. Mi incuriosisce molto scoprire qual è il filo che hai trovato, visto che hai detto di una vita che va avanti velocemente e che cambia anche velocemente. Qual è la cosa che invece ti rendi conto che ha tenuto insieme e che può essere definito il minimo comune denominatore di tutti gli anni o di tutto il lavoro che hai svolto nel tuo caso, ma anche di tutti gli anni che noi trascorriamo? Ma guarda, diciamo che questo periodo è servito un po' a rimettere in ordine quelli che sono i valori, i principi con cui uno vive o con cui lavora. Nel mio caso, appunto, parlando di fotografia, quelli che sono state le intenzioni che mi hanno fatto iniziare a lavorare come fotografo e che continuo a portare avanti. Quindi ovviamente per me il paesaggio è una componente importante del mio lavoro. Ovviamente, essendo sardo, il paesaggio della Sardegna è qualcosa che mi appartiene ed è un po' il fondamento del mio sguardo, no? Quindi anche dei miei progetti. Il paesaggio inteso in senso lato, non il paesaggio solo naturale, ma il paesaggio, diciamo, inteso come ciò che ci circonda, no? È la relazione che abbiamo col paesaggio, col territorio, questo è. E quindi niente, per me questo periodo è stato l'occasione anche per ritornare su alcuni progetti che avevo iniziato, con cui adesso sto cercando di andare avanti. Ad esempio negli ultimi 3-4 mesi ho lavorato insieme a Giulia Ticozzi, foto editor della Stampa, di Repubblica, eccetera, a un libro che stiamo cercando di portare avanti sul materiale che io ho prodotto dal 2009 al 2019 in Sardegna. Pensiamo di farne un libro, anzi sicuramente verrà fuori un libro, poi una mostra, insomma stiamo mettendo insieme i tasselli, e guardare questi 10 anni di lavoro fatto in realtà poi mi sono serviti anche per farmi venire nuove idee, nuovi stimoli, ecco, che poi in realtà vanno a legarsi al passato, ecco. È semplicemente un percorso che va avanti. Nei paesaggi di Alessandro Toscano c'è l'uomo, è un argomento questo che mi è capitato da affrontare da giornalista in più di un'occasione, quando si parlava dei cosiddetti parchi. Quando si parlava della tutela dei parchi si trascurava un aspetto, che nell'equilibrio della natura c'è anche l'uomo presente che garantisce il suo equilibrio. Ad esempio, io ricordo un po' di anni fa, quando tutti abbandonarono l'Asinara perché vennero chiusi il carcere, poi alla fine si ruppe l'equilibrio naturale perché i cinghiali presero il sopravvento e stavano distruggendo la natura, in quanto prima c'era l'uomo che comunque col suo cacciare garantiva l'equilibrio. Ecco, al di là di questo estremismo proprio di tipo naturale, l'uomo fa parte del paesaggio, forse l'uomo è colui che alla fine si muove nel paesaggio avendo il potere maggiore e rischiando di non utilizzarlo nel modo migliore. Assolutamente. A proposito di presenza dell'uomo nel paesaggio, poi di antropizzazione, insomma, del territorio e quindi del paesaggio, negli ultimi 3 anni mi sono occupato anche di turismo, no? Esatto. Di turismo e di overtourism, anzi, proprio di sovrabbondanza del turismo, soprattutto nelle città d'arte italiane. E l'uomo è, diciamo, ciò attorno a cui ruota tutto, non solo la progettazione dello spazio, ma anche il suo utilizzo, il suo sfruttamento, sino a livelli, insomma, sino a poco tempo fa, esponenziali, che crescevano in continuazione con questa sovrabbondanza di turismo e lo spopolamento dei centri d'arte. È molto interessante invece vedere come di punto in bianco, con un piccolo virus, insomma, questo meccanismo così oliato e sempre in fase di espansione si sia interrotto completamente. E quindi sì, l'uomo esiste, ha un rapporto diretto con lo spazio, lo modifica, lo stravolge, lo subisce. Però vedi, basta pochissimo, insomma, per rompere anche questa dominanza sullo spazio. Esatto, infatti molti hanno detto che quasi, qualcuno estremizzando ha detto che anche il virus è stata una sorta di vendetta della natura sull'uomo. Sì, una vendetta, diciamo, perché noi cerchiamo sempre di considerarla dal nostro punto di vista, esatto. Allora ci sentiamo offesi dalla natura. In realtà, ecco, sono quegli avvenimenti ciclici. Ovviamente non sono un esperto non sono un virologo, non sono un biologo, però mi pare di capire che siano quegli eventi ciclici che caratterizzano la storia della natura e quindi anche dell'essere umano, ecco.
non è una vendetta, credo che sia il normale scorrere della natura. Guarda, approfitto della tua presenza, Alessandro, per un altro aspetto. Chi fa un lavoro come il tuo, chi fa un lavoro artistico in genere, deve sempre far quadrare i valori artistici di riferimento con i guadagni e la sopravvivenza. Quanto i valori in questo caso continuano a essere dominanti nella vita di ogni giorno di un fotografo che magari non si è prestato a fare la fotografia su commissione, ma preferisce fare la fotografia invece partendo da quello che è la sua sensazione e, se vogliamo, il suo talento. Ma è una condizione un po' difficile, perché poi molto spesso la ricerca artistica e il lavoro vero da fotografo sono due cose diverse. Io per il primo periodo della mia carriera ho cercato di unire queste due entità, quindi la ricerca e il lavoro, occupandomi tantissimo di editoria, di reportage, di fotografia documentaristica, e ho anche avuto e diretto un'agenzia fotografica internazionale per 6 anni. Poi crescendo, diciamo, come artista, mettiamola così, le esigenze rispetto alla fotografia commerciale sono diventate divergenti, ecco, quindi diventa sempre più difficile unire questi due aspetti, certo. Questi due aspetti. E quindi, diciamo, la fotografia commerciale è diventata più un lavoro. Non mi occupo tantissimo di fotografia editoriale, anche se continuo a lavorare con i giornali, e quindi molto spesso lavoro con le aziende, con aziende private, pubbliche, con la pubblica amministrazione, insomma. Con dei committenti, diciamo. Con dei committenti, esatto, e lì ovviamente, essendo lavoro, devi produrre un qualcosa che il tuo committente si aspetta, quindi ovviamente devi metterci tantissimo del tuo. Se vieni contattato è perché vogliono il tuo stile, perché vogliono la tua professionalità, tra l'altro sottolineo professionalità, perché molto spesso si confondono i fotografi professionisti con i fotografi amatoriali ultimamente, sì, però è normale, sono tantissimi fotografi bravissimi che possono fare questo lavoro. Alessandro, è stato un piacere sentirti, mi incuriosiva molto capire attraverso un'altra forma di comunicazione che è quella della fotografia, come si sta vedendo il mondo in questo periodo, perché sai, io uso soprattutto le parole, anche se poi le parole descrivono comunque le cose, però cogliere in un'immagine ferma molte volte quello che avviene ritengo che sia certamente molto più difficile, quindi c'è l'ammirazione per chi riesce a farlo. Grazie, io per chi lo fa con le parole, ovviamente. Grazie Alessandro, grazie buon a te, lavoro. grazie a te, altrettanto. Ciao. Andiamo a vedere un po' cosa hanno combinato i nostri redattori in questi giorni. GP Report, oggi è il turno di Andrea Stanna, che è stato inviato speciale, utile e dilettevole, possiamo dire, ad Alba Tax per il concerto di Salmo. Buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno a tutti. Sì, raccontaci questa esperienza. Sì, il 18 luglio c'è stato il Red Valley Sea Festival, Sea Party, organizzato appunto nella baia di Porto Fraile ad Arbatax, dalla Red Bull in collaborazione con Salmo e successivamente anche Gali, che ha preso parte all'evento, anche se era lo special guest che si è rivelato essere lui solamente alla fine. Un concerto organizzato veramente bene da parte dell'organizzazione, poiché sono riusciti a unire e a coadiuvare varie forze, vari aspetti che andavano curati di questo progetto, per riuscire a farlo creare, a farlo avvenire nel miglior modo possibile. Infatti, attraverso un semplice pacchetto uscito Red Bull si poteva acquistare il biglietto insieme al noleggio del gommone, per far sì di poter andare ad assistere a questo concerto acquatico in mezzo alla baia di Porto Fra Iris.
a una cifra abbastanza modica. Successivamente poi, visto il grande successo, visto che in 2 ore poi sono finiti tutti i biglietti che erano previsti inizialmente, si sono messi in vendita altri e si è riempito tutto, un concetto sold out, la gente aveva più voglia di tornare a ballare, tornare a vedere i propri beniamini cantare, soprattutto in quest'estate che sarà povera dal punto di vista musicale, visto che i concerti non sono autorizzati. Ma con questo stratagemma Salmo, soprattutto, che si è impegnato molto a tessere le ragnatele di questo evento da dietro, aiutando la Red Bull per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, sono riusciti a portare un prodotto, a riportare un evento che rimarrà comunque nella storia, perché una cosa del genere in Sardegna non si era mai fatta, la gente era entusiasta, è andato tutto per il meglio e soprattutto si è creato un grande evento riuscendo a bypassare le restrizioni, ma comunque tenendo il tutto in un ambiente sicuro. Quante persone hanno partecipato, Andrea? Quanti biglietti hanno staccato? Ecco, sì. Dovrebbero esserci più o meno tra le 2.000 e le 2.500 persone, 200 barche. Più che altro le barche erano di capienza variabile, si andava dalla barca da 4 alla barca da 12, cioè il gommone, e in più sono stati affittati, sono stati portati a largo anche queste 2 imbarcazioni più grandi che consentivano l'accesso a una quantità molto elevata di persone, però senza avere naturalmente le comodità che si possono avere se si ha un gommone tutto proprio. Comunque l'affluenza è stata tanta, 2.500 persone in mezzo al mare per assistere a questo concerto, che è durato più o meno dalle 5 qualcosa, con l'entrata 17, in scena giusto? Il 17. pomeriggio, certo, sì. Esatto. Con l'entrata in scena delle ballerine del Mamacita, che è un programma di Radio 105, e successivamente Gali ha preso il palco, si è esibito per circa una quarantina di minuti. Organizzato dove il palco? Perché poi stiamo parlando di barche, diventa capire. Sì, esatto. È una barca, la più grande barca della baia, mettiamola così, e sul tetto di questa barca c'era il palco con appunto gli artisti e le ballerine. Quindi comunque la barca rimaneva centrale e tutte le barche erano rivolte verso questa barca palco. Quindi una volta salito Gali sul palco ha intrattenuto il pubblico con varie hit, ha tenuto sul pubblico per una quarantina di minuti. Successivamente è entrato il padrone di casa, Salmo, che è stato presentato in pompa magna anche dello stesso milanese, e ha izzato il pubblico per una quarantina di minuti con una decina di canzoni, per poi dedicarsi al DJ set, che è durato un'altra ora e mezza circa, quasi prima del tramonto. Dico quasi prima perché appunto poi l'organizzazione è riuscita in modo molto ordinato, molto studiato e progettato a riportare tutte le barche al molo senza nessun intoppo, cioè molte barche erano sprovviste di luci, quindi si è fatto finire un po' prima il concerto e si è arrivati giusti per la chiusura, quindi intorno alle 9 poi l'evento era finito, ma comunque rimane il fatto di aver passato un'ottima giornata organizzata bene, perché era veramente organizzata bene, oltre che per la sicurezza di cui ho già citato prima, visto che venivano distribuite mascherine a tutti i presenti gratuitamente, e c'era comunque un controllo da parte delle autorità abbastanza ampio, cioè è stata coadiuvata bene anche dalla parte delle autorità, vista la presenza di carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera. Comunque era un'organizzazione che è stata pesante, sicuramente sarà andata incontro a tanti intoppi e tanti piccoli errori e piccoli ostacoli dal punto di vista burocratico, ma che poi è riuscita tranquillamente a organizzare un evento di questa portata. Senti, Salmo si dimostra ancora una volta, oltre che un ottimo autore, un ottimo organizzatore, perché una delle cose che sta distinguendo in questo grande artista olbiese è anche la capacità di riuscire a organizzare degli eventi particolari. Non è il primo che organizza in Sardegna, è il primo in questa modalità, ma ancora una volta è colui che sta caratterizzando un po' con il suo modo di fare, con la sua regia, chiamiamolo così, anche quello che sono eventi nuovi con un taglio diverso.
Diciamo che Salmo si è sempre contraddistinto per essere un artista atipico rispetto al resto della scena, è sempre uno che guarda più in là, guarda più largo, guarda il disegno, cerca di guardare il disegno totale, non solo il suo percorso, forse anche dato dal fatto che lui è cresciuto esponenzialmente nel mondo della scena rap già a un'età comunque in cui aveva i mezzi per poter ragionare, per poter organizzare la sua ascesa. Infatti penso sia uno dei rapper più responsabili che ci siano, poiché non ha mai smesso di lavorare, non ha mai smesso di puntare sempre più in grande, alla fine è arrivato a prendersi tutto, e adesso che comunque dal punto di vista musicale ha dato tanto, sicuramente non tutto ma tanto, si sta spostando sull'etichetta. Infatti ha creato la sua etichetta per lanciare nuovi talenti e per appunto scoprire nuovi cantanti che possono poi andare a formare la nuova scena musicale intera italiana, perché la cosa bella di Salmo è che non si ferma al rap, ma cerca di aprirsi a tutti i generi musicali. Ancora una volta ha un suo successo, perché questo si vede che era proprio una cosa che lui voleva ed è una cosa a cui ci ha tenuto molto perché si realizzasse, e ce l'ha fatta la grandissima. Il pubblico, come sempre, poi Salmo in Sardegna diciamo che non ha bisogno neanche di prepararsi, cioè il pubblico l'è saputo a memoria, e qualsiasi cosa faccia viene acclamato come il grande personaggio che si sta arrivando a essere nel corso degli anni. Riconosciuto dai suoi fan, riconosciuto dalle nuove leve, ma riconosciuto anche da stelle affermate, perché poi la cosa che si sta caratterizzando è che Salmo viene visto proprio come un genio della musica anche da chi non ha certo bisogno di pubblicità. Faccio un esempio, Giovanotti, faccio riferimento al concerto dell'anno scorso. Sì, Giovanotti se l'è portato nel Giovatour, Salmo, perché è riconosciuto da tutti gli ambiti, è quello, il fatto di essere un innovatore, riesce a farlo spaziare, riesce a farlo uscire dalla sfera di comfort del rap, ma dove lui non è mai entrato, perché poi se ci pensiamo all'inizio della sua carriera lui faceva un rap che era completamente diverso da quello che andava, lui usava le basi tectonic, le basi techno forti, dure per fare il rap sopra, una roba che non si era mai vista. E questa sua voglia di caratterizzarsi, di rimanere sempre originale, ha sicuramente inciso sul fatto che poi adesso tutta quanta la scena italiana lo reputi uno dei top, forse uno dei maggiori rapper che siano uscito, perché poi ha sempre trovato riconoscimenti sia dai rapper affermati che dal resto. Se pensiamo alle prime canzoni in cui Salmo è stato lanciato nel mainstream, era una collaborazione con Marrakesh, Ne cura nel luogo, che è una canzone bellissima, e fare comunque un feat in Marrakesh quando ancora non sei così affermato è un bel riconoscimento nell'ambiente rap italiano. Quindi sì, sicuramente è un artista atipico, un orgoglio che noi dobbiamo portare avanti in quanto sardi, poiché davvero si sta dimostrando essere qualcosa di diverso che però riesce a distinguersi, riesce a rimanere impresso, perché quando tu senti Salmo cantare, rappare su una base non c'è da sbagliarsi, e lui e basta, è riconoscibilissimo dalla voce, dallo stile, la sua originalità è quello che lo porta a essere così grande. Un altro orgoglio di Sardegna, insomma, in un settore particolare come quello della musica giovanile, in questo caso, ma della musica nel suo genere totale, nell'ampiezza artistica di cui possiamo parlare, ancora una volta con i distinguo che permettono di caratterizzarci. Bravo Salmo, grazie Andrea, e alla prossima, al prossimo reportage, speriamo che sia piacevole come questo. Alla prossima. A GP On Air abbiamo Andrea Asseni, primo luogotenente, capo musica della Brigata Sassari. Buonasera Andrea, ben trovato, buon pomeriggio. Buonasera a voi, ben trovati e grazie dell'invito. Senti Andrea, in giro per il mondo tu sei colui che apre
e che guida la banda della Brigata Sassari. La Brigata Sassari che ha una storia straordinaria e che con il suo canto riesce ogni volta a fare emozionare la gente. I sardi in particolare, ma credo che un po' tutti siano affascinati dal nostro canto, da Dimonios. Beh, Dimonios, certo, è un canto che è stato baciato da una fortuna che poche musiche hanno. È un canto ormai che non appartiene più a chi lo ha scritto, a chi lo suona, ma è un brano che appartiene al popolo, è conosciutissimo in tutta Italia, ma anche fuori dall'Italia. Io ho delle amicizie anche negli Stati Uniti che mi mandano dei video che mentre ascoltano Dimonios per le vie di New York, ma potrei dire anche in Svizzera è capitato questo. Come nasce Dimonios? Così, per chi non lo sapesse, facciamo anche un po' la storia di questo canto. Dimonios quando il generale Manca divenne comandante della brigata, mi chiese se esisteva un inno dedicato alla brigata, questo non esisteva, allora fece una sorta di concorso all'interno per stimolare chi era capace a scrivere qualcosa, e venne fuori questo scritto del Capitano Secchi con una melodia che ci fu consegnato, venne musicato. Tra l'altro giorni scorsi avete intervistato Simone Pittau, che è uno di quelli che ha messo le mani nell'armonia di sto scoprendo una cosa che non sapevo, Andrea, lo sai? Simone è stato un mio militare ecco. qualche anno fa e ha messo le mani su Dimone. Simone è un grande musicista, grande orecchio, grande talento musicale, ma non solo lui, ce ne sono stati anche tanti altri. E niente, da lì poi fu accantonata perché la formula non era molto, non avevamo trovato la formula giusta, l'arrangiamento giusto. Quindi in che anni nasce Dimonios? Nel 94. Nel 94. Poi quando arrivò il generale Carta, che è un altro uomo brillantissimo, per cui nutro un affetto particolare, mi chiese, ma so che c'è un inno, mi disse, ma me lo fai sentire? Allora, quando lo stavamo preparando per farglielo sentire, ci venne l'idea di alternarlo, strofa cantata, strofa musicale, per dargli questa veste che li riconosciamo tutti quanti, una strofa suonata e una strofa cantata. Io lo feci sentire la mattina, da oggi in poi suoni sempre questo, e lo facciamo subito, qualche giorno dopo al giuramento che facciamo a Nuoro, lui passò la rassegna con suonato di e da lì è partito il tutto. Devo dire che grande merito ebbe anche Vincenzo Frigo, che facciamo una trasmissione su una televisione su Sardegna 1? No, ma forse non mi ricordo sinceramente, adesso non saprei dire, forse Sardegna 1 o Videolina, non mi ricordo. Comunque si chiamava Memoria di Sardegna, qualcosa del genere, sì. E la sigla era di apertura e di chiusura la banda che suonava Dimonios, per una marea di puntate, di repliche contro quello contribuì anche diciamo al lancio di questo brano, di questo pezzo, che ripeto è conosciutissimo anche nella penisola. Quando siamo stati ultimamente, siamo stati in Val d'Aosta, siamo stati a Biella, un sacco di gente lo conosceva, mi si avvicinava, sai che io ho scaricato da YouTube, conosco e ti vedo sempre, ti conosco, ho visto l'inno, qualcuno mi dice dopo i bersaglieri siete più forti, qualcuno siete più forti, insomma è un inno che ha anche in qualche modo rafforzato questa identità che ha la brigata stessa ha all'interno dell'esercito, perché la brigata comunque ha nel suo nome l'identificazione, è facilmente identificabile. Se io ti dicessi adesso, tanto per dire, Brigata Aosta, tu cosa mi dici? Certo non mi dici Palermo o Messina, perché la Brigata Aosta è a Palermo e a Messina, per dire. E l'inno ha rafforzato ancora questa sardità della brigata. Sì, peraltro un inno in sardo,
Quindi qualcosa anche di particolare nell'ambito degli inni militari, perché comunque facendo capo all'esercito italiano un inno cantato in sardo. Quindi... Assolutamente. La Brigata Sassari è l'unica che ha il suo motto non in latino, non in italiano, ma in sardo, Forza Varis, che è l'unica brigata che ha un inno che non è né in italiano né in latino, ma è in una lingua regionale, che è il sardo. Noi siamo gli unici che sfiliamo cantando né in italiano né cantando in una lingua che non è l'italiano. Diciamo che è il giusto merito al sacrificio di tanti che effettivamente hanno caratterizzato poi quello che si racconta in Dimonius, questi sardi che un suffogo a lutto dentro perché fumavano e che praticamente lottavano con Sarrasoia invece che con la baionetta. Insomma, ecco, è capitato di suonare l'inno, ti è capitato di suonare l'inno sull'altopiano di Asiago, ad esempio? Assolutamente, noi siamo di casa, Asiago ho suonato almeno 10 volte, 15 volte. E che sensazione c'è lì in quei luoghi dove molti dei sardi hanno lasciato purtroppo la loro vita? Innanzitutto c'è coscienza delle persone, le persone sanno chi siamo. Quando tu dici sono della Brigata Sassari, sanno chi è stata la Brigata Sassari per loro. Parlo di persone adulte naturalmente, hanno mantenuto una memoria viva di quello che i sardi hanno fatto per loro. Sono ben consapevoli che i sardi hanno dato la vita perché loro oggi stiano come stanno. È una cosa emozionante. A Asiago si respira aria di casa, assolutamente. Una cosa molto bella peraltro, Andrea, è il fatto che ora che mi hai raccontato, Simone Pittau è di San Luri e a San Luri c'è un museo risorgimentale, quello che sta appunto nel castello, che è stato un dono alla famiglia Villasanta per l'onore che i sardi portarono durante la prima guerra mondiale, cioè tutti quei cimeli che ci sono e quindi la possibilità di allestire proprio il museo nasce dal riconoscimento del grande valore dei sardi. Curioso, no? Assolutamente. San Luri tra l'altro è terra generosa di musicisti, per tornare alla banda. C'è anche il nostro suonatore di Launedas, Vincenzo Canova, che è un'altra punta di diamante della banda, suona un po' di tutto lui. Ti voglio raccontare una cosa. Sai, l'anno che ci fu il terremoto di L'Aquila, era prossimo al 2 giugno, perché mi sa che fu aprile, giusto? Sì. Si decise di fare una festa del 2 giugno in lutto, nel senso che le bande non suonarono. Allora, l'unica banda che suonò e cantò fummo noi, perché l'inno della Brigata Sassari è ritenuto un inno non guerresco, ma un inno alla coesione, un inno all'unità, un inno alla comunità. Al ruolo sociale forse dell'esercito, non credi? Tant'è vero che poi si sono aggiunti tutta una serie di capitoli alla prima edizione del testo, cioè ogni volta che c'è stata una missione di pace, così come vengono chiamate. Una volta sono state messe altre 2 strofe, sì, è vero. È verissimo. E ti ripeto, quella volta suonammo soltanto noi, tutte le bande sfilarono mute, solo la Brigata Sassari ebbe l'onore di suonare, perché l'inno della Brigata Sassari è ritenuto un inno alla coesione e non già un inno guerresco. Bene Andrea, intanto diciamo anche la tua origine, perché abbiamo parlato di Simone, tu sei di Sinnai, giusto? Io abito a Siena e mezzo Virreso. Vedi, abbiamo puntualizzato per bene, quindi sei andato a Pirri, quindi ancora meglio perché abbiamo ridato a Pirri quel che è di Pirri, insomma. E sono figlio di musicista di banda, mio padre oggi 90enne ha suonato in banda per tutta la vita, da bambino ho seguito lui. Sono stato molto fortunato nella mia vita aver incontrato, essermi trovato nel momento giusto, al posto giusto, con la voglia giusta, con le persone giuste. Ho avuto sicuramente più di quello che mi sarei mai aspettato
da questa professione. Andrea, tutto meritato. Adesso abbiamo scoperto anche un'altra cosa, l'anticipiamo perché poi con te, con Simone Pittau, ci stiamo lavorando sopra. Abbiamo scoperto che il Cagliari ha un suo inno dal 1964 e a scriverlo è un pirrese, e questa è la cosa quindi tra poco esatto, verremo fuori anche con questa cosa. Io ti ringrazio, Andrea, del tuo intervento, e abbiamo scoperto un pezzo della nostra storia. Peraltro anche io non sapevo molti capitoli legati alla produzione dell'inno, quindi penso che sia stata anche per tutti i nostri ascoltatori una piacevole scoperta. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Lasciami dire un forza Cagliari, perché con te è di pragmatica, non se ne può fare a meno. Sai che condividiamo questa malattia. Forza Cagliari e Forza Varis. Forza Varis sempre, assolutamente. Per me quello sai che ti devo dire la verità, Forza Cagliari mi è diventato indigesto da qualche anno e non riesco più a dirlo, dico sempre Forza Castello. È giusto. Hai notato come sta diventando più presente questo Forza Castello rispetto al passato? Esatto, è vero. È bellissimo. E speriamo che sia sempre più così. Grazie Andrea ancora. Grazie, un abbraccio e saluto tutti i radioascoltatori. A presto, ciao. È tutto anche per oggi, vi ricordo l'appuntamento per domani, perché domani è giornata di calcio, c'è Squarcia Gol, dalle 21:15 saremo collegati con Cristian Fissoridendo, con Andrea Sanna, con Roberta Lai, con Dani alla regia e con i collegamenti del sottoscritto per raccontare la partita tra Lazio e Cagliari. Quindi appuntamento a domani per quanto ci riguarda personalmente, e per quanto riguarda invece GP On Air l'appuntamento è rinnovato per venerdì alle ore 12. Grazie a tutti!